Oggi alla Croce Rossa abbiamo ricordato i vostri cari. Io mi sono commosso al ricordo di vedere tutta quella serie di gente che non c'è più e che lì la fiamma c'era per loro. Ricordo molto mia moglie, la signora, che lei era una persona molto legata all'aiuto agli altri. Era andata da ragazza a Firenze per l'alluvione di Firenze, era andata in altri posti quando c'è stato il terremoto e quindi poi appena ha smesso di lavorare si è iscritta alla Croce Rossa, quindi era una persona molto valida e la vita con lei è stata una vita meravigliosa. Non la faccio perché è stata veramente meravigliosa. E quindi io sono in questo momento, se vedi, mi sono commosso perché è stata una perdita a 59 anni molto sentita. Signora, è bello comunque una giornata come questa ricordare Roberto, no? Roberto lo ricordiamo tutti i giorni, anche se non è più con noi da 3 anni. Era un grosso volontario. Sì, un grosso volontario che si dedicava ai suoi tempi, ante 2000, anche 4 notti la sera faceva. Quindi, Alla settimana? Alla settimana, sì, alla sera scusate, alla settimana. Poi, come aveva detto il Presidente, prima viene la famiglia e poi il volontariato. Ma lui non ha abbandonato finché non ha potuto. Poi ci siamo trasferiti in provincia di Parma e purtroppo però lui sarà sempre nel cuore di vecchi militi. Simone, oggi è una bella festa, c'è stata la Santa Messa nel ricordare anche chi non c'è più e poi una serie di premiazioni e di ricordi tra di voi. Sì, questa era proprio una giornata dedicata a noi volontari dove abbiamo fatto dimostrazioni con i ragazzi del servizio civile, premiazioni agli stessi come per l'impegno dimostrato durante queste settimane di prova, premiazione di vecchi volontari, premiazione per tutti, una giornata proprio di festa, a congratularci con noi stessi di quello che facciamo. Ecco, poi una bella festa anche per papà, ha ricevuto tanti complimenti da presidente di 25 anni e forse anche prima. Sì, lui è da 30 anni in realtà, ma non esiste ancora questo attestato che vada a dare la benemerenza a questo numero di anni elevato. Il presidente regionale di Croce Rossa, Maurizio Biancaterra, l'ha premiato con una bella sorpresa. Oggi un attestato che rende giustizia, diciamo, a tutti questi anni dedicati al prossimo. Don Andrea, qual è il significato di una giornata come questa? Ma come diceva Simone è una giornata per noi, per far festa al nostro gruppo, che è un gruppo molto bello, molto unito, e poi anche per un giusto ricordo per quelli che ne hanno fatto parte, che ora sono andati avanti, come abbiamo detto. Mi sembra molto bello aver anche premiato tutti i militi in maniera semplice, ma credo che ci sia tanta gratificazione in questa semplicità. Sì, al di là poi dei premi così materiali, è bello sottolineare l'affetto, l'amicizia che c'è in questo gruppo, anche per i ragazzi del servizio civile che sono entrati a far parte da pochi mesi di questo gruppo, ma si sono inseriti veramente bene, sono una risorsa molto importante. Simone, è un po' una novità la Croce Rossa Cogono del servizio civile. Adesso è già qualche anno che abbiamo i ragazzi del servizio civile qui con noi. Sicuramente quest'anno, avendone 12, è una novità. Collaborano con noi volontari per l'esplicazione di tutti i servizi. Possiamo dire, Simona, che la tua famiglia e tu sei nata praticamente alla Croce Rossa. Sì, io dall'età di 5 anni frequento l'ambiente, che poi mi ha consentito di stare vicino al malato e sviluppare anche una passione per i bambini, per gli adulti e quindi prendere delle specializzazioni nella vita che mi hanno condotto verso questo settore, quindi tempo libero anche in questo settore. Ti ha visto metterti questa targhetta di infermiere pediatrico? Sì, anche se sono abbastanza riservata sui miei titoli, che non amo, diciamo, metterli in mostra, però sì, lavoro al Gaslini di Genova come infermiera pediatrica in sala operatoria. E poi vieni alla Croce Rossa. Esatto, come hobby faccio formazione ai ragazzi e non ragazzi
turni di servizio qua in sede, serate, nottate, insomma in base al tempo libero che ho. Prima di far lanciare un messaggio per coinvolgere nuovi volontari da Simone, Don Andrea, come possiamo salutare e augurare a una pubblica assistenza come questa di Cogorno, ma in genere ci sono tanti volontari, un po' tutta la nostra Italia, no? Che si impegna, ci sono tanti volontari, ma anche il nostro Tigulli è molto presente in questa direzione. Sì, volontari ce ne sono, però non sono mai abbastanza, e quindi credo che il messaggio che possiamo anche lanciare è quello di invitare le persone a venire, perché tante persone hanno tempo a disposizione, possono donarlo agli altri e c'è un posto per tutti, ecco, secondo le proprie capacità, quello che uno riesce a fare o può dare, e il volontariato non è mai abbastanza, ecco, quindi davvero l'invito c'è, perché più siamo e meglio è. Simona, invitiamo i giovani. Sì, ne convengo con quanto detto dall'amico e collega Don Andrea, giovani e meno giovani, c'è bisogno sempre di tutti, perché anche solo una piccola parte della giornata spesa per aiutare il prossimo è fondamentale per dare un soccorso alla cittadinanza migliore e 24 ore su 24. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce che suona soltanto per me. Una serata a ricordo di Fausto. Allora sì, questa serata è stata organizzata da me, da Gregorio, come ristorante Vassilissa, per commemorare il nostro socio Fausto, il nostro amato socio, che è stato con noi per 23 anni ed è mancato il 7 novembre scorso, nel 2018, e ci ha lasciato un vuoto immenso. Abbiamo deciso quindi di organizzare in sua memoria una cena di beneficenza con tutti i suoi amici e nostri ovviamente, che hanno contribuito attivamente all'acquisto di un endoscopio per le operazioni. Io ora non mi intendo a livello pratico di cosa sia, però per le operazioni di neurochirurgia pediatrica. Siamo felicissimi di come è andata questa serata. Fausto spero che ci possa vedere e siamo contenti di poterlo ricordare così. Gregorio si è trasformato in una serata a favore del Gaslini in ricordo memoria di Fausto. Ma io quello che dicevo prima con altre persone con cui mi sono confrontato, è veramente emozionante creare una serata, un evento, quindi coinvolgere delle persone, degli amici per fare del bene ad altre persone. Penso che Fausto ne sarebbe iperentusiasta, anzi sarebbe stato un promotore fondamentale di una serata del genere, di un evento del genere. È la prima esperienza vera che abbiamo in questo campo, vorrei ripeterla anche su una scala più larga,
perché è bello veder concretizzare con l'acquisto effettivo di uno strumento, in questo caso specifico per questo tipo di operazione, e creare un evento del genere proprio per far del bene. Non l'avevo mai provato prima in prima persona, adesso mi rendo conto che l'emozione che dà è veramente enorme. Questa sera, nel ricordare un amico, ci si è anche ricordati del Gaslini. Beh, questo fa sempre piacere, perché il Gaslini fa parte della città, della regione, un po' dell'Italia. È un ospedale pediatrico, istituto scientifico dove si fa della ricerca e della clinica. Noi siamo la neurochirurgia pediatrica, che si occupa di tutte le patologie congenite ed acquisite del sistema nervoso centrale, cervello e midollo spinale, con uno spettro di patologie molto complesse e delicate, vedi tumori cerebrali, le malformazioni, l'epilessia, i bambini con spasticità, i traumi cranici, le malformazioni del midollo spinale. In particolare negli ultimi anni si è sviluppato tutta una serie di tecnologie che consentono un accesso mini-invasivo e sicuro al cervello, attraverso tecniche neuroendoscopiche associate all'informatica, navigazione, ecografia in diretta, che consentono attraverso accessi molto piccoli, molto sicuri, il raggiungimento di regioni molto profonde e delicate del cervello in massima sicurezza col massimo vantaggio. Questo consente di migliorare sia nell'immediato i decorsi post-operatori che la qualità di vita dei bambini. Che cosa sono questi strumenti donati questa sera? Sono neuroendoscopi, appunto, che attraverso un sistema di fibre ottiche consentono di accedere attraverso piccoli fori nel cranio a strutture malformative o tumorali del cervello, di curarli, e l'immagine dell'endoscopio si proietta su uno schermo e il chirurgo, guardando lo schermo, riesce a manipolare la lesione o il tessuto in maniera molto sicura, mini-invasiva, microscopica. Mi dicono che nel reparto di neurologia c'è una bandiera della Virtus Entella. La neurochirurgia è gemellata da anni con la Virtus Entella, una società molto seria, molto, molto sensibile ai problemi sociali. Vengono a visitarsi sia i giovani che la squadra maggiore 2 volte all'anno in reparto e in ospedale. È un gesto molto bello che associa la sensibilizzazione dei ragazzi al mondo che ha più difficoltà, e nel contempo ci aiuta anch'essa con l'acquisto di strumenti o borse di studio. Corrado, hai partecipato a questa bella serata? Sì, è stato un grandissimo onore, un grandissimo piacere, e soprattutto è commovente vedere quante persone riescono a mobilitarsi per una nobile causa come questa qui. Tutti nel segno della musica, nel segno dell'arte, nel segno del divertimento, insieme ai nostri amici artisti che si sono qui esibiti questa sera. Io ho dato anche il mio contributo. È stata sicuramente una bellissima serata, qualcosa da riproporre e qualcosa che ci si auspichi si ripeta sempre negli anni. Tu sei giovanissimo, 24 anni, sei già un grande musicista che stai girando il mondo. Sì, grazie per queste bellissime parole. Sono appena rientrato da una tournée che ha avuto come ultima data la Carnegie Hall a New York, e che è stata preceduta da diverse tappe, anche nel continente asiatico. Quindi abbiamo fatto una bellissima tournée anche in Georgia, Thailandia, Cambogia, Myanmar, Indonesia e Giappone. Come si diventa così bravi a suonare pianoforte? Studiando come dei pazzi, non c'è nessun'altra maniera. Ovviamente il talento bisogna averlo, ma la perseveranza è sicuramente l'ingrediente più importante. Il talento aiuta la passione e l'impegno. Allora, sicuramente il talento aiuta che la passione non venga distratta da 1000 altre distrazioni che sicuramente ci possono essere nella vita di un ragazzo. Però appunto la cosa che ripeto è ancora più importante è sicuramente il lavoro, cioè mettersi lì, studiare e andare avanti. Quante ore studi al giorno suoni il pianoforte? Allora dipende, adesso per esempio sono qui, oggi non ho potuto studiare, diciamo che ecco, in un periodo dove ci sono degli esami importanti puoi anche studiare 8 ore al giorno, in un periodo di mantenimento puoi studiare anche 2-3 ore al giorno. Hai iniziato a che età? Ho iniziato a 4 anni e mezzo. Avevi un pianoforte a casa? No, ho iniziato perché manifestavo la mia passione musicale semplicemente tirando fuori dagli armadietti della cucina tutte le pentole
e gli utensili da cucina e li trasformavo in una batteria. Dopodiché la mia nonna mi ha portato in un insegnante di pianoforte e ho iniziato così le mie lezioni. Bene Corrado, complimenti, ti seguiremo. Grazie, un grandissimo piacere e un saluto a tutti gli ascoltatori e tutte le persone che seguono Telepace. Vengono fuori chiodi con i soli, si dice che la volpe si marita ed è il suo dell'arcobaleno e balla con la pizzica po'. Yes, potete le soli compari corriti, yes, potete le soli compari finiti. Un po' una cosa nuova. Beh, assolutamente sì, per alcuni aspetti, non tanto per altri. Basti dire che io nel 1983 ho fatto il primo campionato italiano dei videogiochi con la Philips, Sorrisi Canzoni, e lo facevano nelle più grandi discoteche italiane. Ma dopo tanti anni invece sono arrivati altri videogiochi ed è nato un movimento che è quello del gioco competitivo. Diciamo che ci potrebbe essere anche una polemica sul perché si chiama e-sport e anche su come va scritto e-sport, perché molti lo scrivono col trattino, qualcuno no. Però al di là di questo, che è una nota di colore, che cosa significa sport e cosa significa videogioco? Allora, intanto il videogioco è un qualcosa, lo dice la parola, è un gioco che viene fatto attraverso un video come interazione e invece sport significa qualcosa di strutturato, di organico, dove è previsto un allenamento, dove sono previsti degli allenatori, dove ci sono delle condizioni. Allora la differenza sostanziale è questa, perché molto spesso si parla di ragazzini che giocano troppo, ma non stanno facendo e-sport, stanno giocando per i fatti loro, magari perché la famiglia non li segue, cose del genere. Invece quando noi parliamo di e-sport, noi stiamo parlando di una struttura che prende i ragazzi come qualsiasi società sportiva, fa fare loro del grande movimento, perché mens sana in corpore sano, e dove ti serve il cervello, la reattività, il tuo corpo deve essere a posto. Vogliamo insegnare le regole di rispetto, e rispetto delle regole, rispetto di se stessi, quindi non fare troppo tardi, alimentazione giusta, non prendere sostanze proibite, e l'altra cosa fondamentale, il rispetto delle altre persone, quindi rispetto dell'allenatore, rispetto del pubblico, rispetto dell'avversario. Però con i giochi elettronici, no? Questa sta per elettronici, non si interagisce con la persona. Beh, non è esatto, perché allora, lo strumento è elettronico, mentre l'interazione con le altre persone secondo noi è doveroso. Prima di tutto noi come Federe Esport non ci occupiamo dei giochi online, per una serie di ragioni, compreso il fatto che non sappiamo neanche chi gioca dall'altra parte, c'è un account e chiunque potrebbe giocare. L'interazione a distanza da molti viene vista come sì, però io socializzo con persone magari che stanno dall'altra parte del mondo. Ma questa non è una cosa importante nel settore dello sport e quindi degli e-sport in questo caso. Noi ci occupiamo esclusivamente dei giochi su un luogo, quindi ragazzi che si incontrano fisicamente in un luogo, giocano uno contro l'altro, a volte 1 contro 1, 2 contro 2, a volte 5 contro 5, addirittura in FIFA c'è una modalità 11 contro 11. Ma vi voglio anche dire di più, noi siamo quelli che stiamo lanciando il discorso del biathlon, copiando il nome di un'attività sportiva che già esiste, solo che sarà fatta da un lato lo sport reale, subito dopo lo sport virtuale. Quindi, esempio di FIFA, 2 contro 2, campo piccolo, si fa una mini partita di calcio vera col pallone, con le porte, quel risultato si somma al risultato ottenuto attraverso il gioco, che sia FIFA o PES per noi è indifferente, perché ti devi muovere. Lo stesso faremo con gli sport di combattimento, abbiamo già parlato con l'allenatore della nazionale della Filcam, è entusiasta di questo progetto, appena siete pronti partiamo, mi ha detto. Non c'è l'età. Beh, a livello agonistico si parte da 8 anni e poi si arriva all'infinito naturalmente. Faremo delle categorie perché è normale che ci siano le categorie, ma una categoria importante nel settore per esempio della danza sportiva, a proposito non tutti lo sanno, da Parigi 2024
La break dance, che è una specialità, una disciplina della danza sportiva, andrà ufficialmente alle Olimpiadi. L'Italia tra l'altro è il campione del mondo e il campione europeo, si è qualificato l'altro giorno. Bene, noi in Just Dance, che è un gioco elettronico conosciutissimo, sta in tutte le famiglie, ragazzi e famiglie giocano, noi abbiamo anche la specialità family, ovvero un ragazzo con un suo genitore. La PlayStation? La PlayStation è uno strumento, per noi PlayStation, Xbox, Wii eccetera sono strumenti, ricordatevi ragazzi e voi genitori, sono strumenti, non vanno abbandonati nelle mani di un ragazzo, seguiteli ragazzi, regalategli la PlayStation, regalategli l'Xbox, quello che volete, ma seguiteli e soprattutto controllate sulla base dell'età che nel videogioco non ci sia un numero che è più alto dell'età del vostro ragazzo, perché c'è un codice, quindi se nel codice dice 12 è consigliato da 12 anni in su, se ne ha 8 non compratelo. Nuovi giochi e nuove problematiche sanitarie? Beh sì, allora innanzitutto si tratta già di una attività particolare dove non si mette in gioco il corpo, ad esempio, quindi già rispetto allo sport tradizionale dove noi abbiamo l'insieme del corpo, della mente, del cuore che entrano in gioco, in questa situazione comunque il corpo viene anzi non viene messo in gioco quasi per niente, se non con la questione occhi e la questione pollici, quindi questo è una cosa da dire. Ho visto con piacere che stanno organizzandosi e ho raccomandato a chi si occupa di questi sport nuovi di consentire, anzi di stimolare l'attività fisica nei ragazzi che fanno questo tipo di attività, perché comunque l'uomo è fatto per il movimento, quindi noi non possiamo pensare che un'attività dove fondamentalmente si sta seduti a una console sia una cosa che faccia bene alla salute. Quindi anche qui i tempi, è chiaro che se uno fa un'attività del genere 2-3 ore al giorno, questo può essere normale, nelle altre ore deve anche vivere nella realtà normale e fare anche attività fisica. Quali sono le patologie di questi sport? Innanzitutto quella riferita agli occhi, che è quella anche degli impiegati al lavoro sul computer. Abbiamo la stimolazione, si è visto con luci LED degli schermi, la stimolazione a luce blu che comunque è dannosa per la retina, quindi stare tante ore sugli schermi è dannoso, questo non tanto per i giocatori degli sport che saranno seguiti, ma per tutti i ragazzi che invece stanno sullo smartphone o sul computer a fare i videogiochi, qualunque videogioco sia, per ore e ore, e soprattutto di notte. Di notte ci sono degli studi che hanno visto che questi videogiochi fatti alla sera disturbano il sonno, danno stati di ansia e ovviamente anche sugli occhi peggiorano perché c'è il buio, quindi è ancora peggio. La patologia della dipendenza, quindi diventare dipendenti da questi giochi. I ragazzi in tutto il mondo è stato studiato molto e si è visto che in alcuni casi ci sono ore e ore passate seduti, quindi patologie articolari, collo, spalle, eccetera, postura e inoltre proprio a livello mentale l'estraniazione dalla realtà, quindi la fuga e tutto quello che comporta una dipendenza. La dipendenza di per sé è patologica, quindi questo e poi la sedentarietà. Se io sto fermo un oggi o un domani ingrasso, divento obeso, divento diabetico, divento iperteso e quant'altro. Quindi questo ragazzi, soprattutto quelli che fanno che hanno abitualmente la possibilità di fare videogiochi, darsi delle regole, tot ore, non più di 2 ore al giorno secondo me, soprattutto nei piccoli ancora meno, e seguiti dai genitori, dagli adulti che diano delle regole. La scuola e lo sport, cosa dice in un convegno come questo? Ma innanzitutto bisogna partire da un punto di partenza molto chiaro. Il compito della scuola non è quella di educare agli sport per fare dei campioni. Il compito della scuola, conformemente a tutte quante le discipline, quindi sportive o discipline di aula, è quello di mettere il giovane di fronte alle proprie difficoltà, ai propri limiti, ai propri ostacoli, alle proprie paure, per aiutarli a superarli. Oggi la società tende troppo spesso a voler eliminare gli ostacoli davanti al giovane, ma gli ostacoli sono un fattore di crescita e quindi la scuola e lo sport in questo senso possono collaborare tranquillamente. Che idea ti sei fatto?
Mi sono fatto l'idea che questi argomenti meritano sempre di essere trattati sentendo le voci più disparate. Qui abbiamo avuto in questo convegno organizzato dalla Società Economica del Panathlon Club Chiavari Tigullio, abbiamo avuto modo di sentire parecchie campane, come si dice, con una frase fatta, e credo che il grande nodo per questi e-sport, giochi elettronici che chiedono una visibilità, che chiedono addirittura, hanno l'ambizione di qualificarsi anche loro per i giochi olimpici, sia un discorso aperto, anche se il CIO per ora ha chiuso la porta, però non ha chiuso il dialogo, perché la massa di spettatori di frequentatori è tale che merita comunque un'attenzione. Certo, ci sono molti ragionamenti da fare, c'è un business importante, ci sono i giovani che forse sarebbe più utile facessero degli sport tradizionali e non rimanere tanto tempo attaccati a una macchinetta così come fanno con lo smartphone. Ecco, si parlava di regole, di regolamento, credo che sia necessario regolamentare tutto in maniera molto organica. Assolutamente, poi il grande distinguo è il fatto che il CIO ha detto per un momento valutiamo la possibilità, però attenzione, ha messo dei paletti, i paletti principali sono che il mare magnum dei giochi elettronici è costituito da una buona parte di giochi legati agli sport tradizionali, calcio, basket, eccetera, eccetera, ma altri sono giochi dove il CONI ha messo subito il paletto perché violenza, situazioni francamente non belle anche per l'educazione dei giovani. Una scuola anche per i portieri al villaggio. Assolutamente sì, è stato un anno molto interessante, molto valido, abbiamo cercato di dare il meglio per migliorare i ragazzi e adesso anche quest'anno è finita e poi i ragazzi spero di aver dato qualcosa di importante per il proseguo della loro attività sportiva in sostanza, quindi l'importante è dare qualche cosa dal punto di vista umano e poi se i ragazzi diventeranno bravi tutto qualche cosa in più, però l'importante è il lato umano, quindi questo assolutamente. Bello anche il riconoscimento con la premiazione del miglior portiere. Sì, questo sì, è sempre emozionante, questo è una cosa che fa piacere vedere questi ragazzini che sono felicissimi, ovviamente mi ricordo 30 anni fa quando capitava a me e quindi questo è una cosa sempre bella, assolutamente. Un ricordo oggi di Raffaele e Mario? Sì, io li ricordo molto bene perché ho giocato al villaggio ai tempi della promozione
e soprattutto Mario, diciamo dei ricordi molto vivi e abbiamo condiviso veramente tante cose insieme ed è un piacere essere qua adesso a parlare di lui, una grande emozione e non posso parlare che bene di lui e diciamo di tutti e due in sostanza, perché comunque ecco la cosa che mi preme dire è che sono due persone che veramente due brave persone che hanno fatto del bene al villaggio e il villaggio non poteva sperare di meglio di avere, diciamo, e anche i ragazzi che sono tra virgolette passati sotto di loro in sostanza. Questo sì. Un bel ricordo con queste 2 giornate di calcio per Mario e Raffaele. Sì, sono state 2 giornate bellissime, il tempo ci ha aiutato finalmente e il ricordo di Mario e Raffaele è sempre vivo qui al Villaggio Calcio. Sono 2 pilastri che hanno scritto la storia e tantissimi ex villaggini hanno sempre piacere a venire a questo torneo proprio in loro ricordo e in loro memoria. Tra l'altro diversi ragazzini, tanto pubblico di genitori, amici, insomma è stata una festa per loro. Sì, assolutamente, qui al Villaggio Calcio è il torneo finale che conclude un po' la lunga stagione che parte da settembre e quindi grazie anche al meteo favorevole, ma anche in altre edizioni con un meteo un po' meno favorevole, c'è sempre stato un ottimo riscontro di pubblico, proprio perché qui comunque l'ambiente è meraviglioso, di festa, pieno di famiglie, di bambini, in una giornata per noi importantissima a livello societario. Ecco appunto a livello societario c'è anche un cambiamento al vertice, il presidente mister lascia, tra l'altro c'è stato anche un saluto e consegnato diverse targhe. Sì, mister Maiolino, il presidente Maiolino lascia dopo 3 anni di presidenza e di allenatore e quindi lo ringraziamo come abbiamo fatto con il pensiero della targa in suo riconoscimento per l'ottimo lavoro svolto sia come presidente che come allenatore. Infatti si è visto dai suoi ragazzi quanto gli vogliono bene, quanto l'hanno seguito e quanto sono cresciuti grazie a lui in questi 3 anni. E rimane questa amicizia con la Sampdoria? Sì, assolutamente, una nuova amicizia proprio siglata da un accordo di affiliazione tra il Villaggio Calcio e l'Unione Calcio Sampdoria. È un accordo molto importante per noi, il progetto si chiama Next Generation, è un progetto tecnico che consente ai nostri istruttori, educatori, allenatori di crescere le loro comunque esperienze grazie a le riunioni che verranno fatte a Casa Sampa Bogliasco. Sampdoria viene a trovarci una volta al mese qui per darci consigli tecnici e linee guida comunque che verranno utilizzati dai nostri istruttori. Tutto questo gioverà sicuramente alla crescita personale e calcistica dei nostri ragazzi e dei nostri bambini.